Abbiamo presentato ricorso al TAR contro l'ampliamento della discarica di Sant'Urbano. Con il mandato assegnato all'avvocato Francesco Maraccino, i comitati Lasciateci Respirare di Lendinara e di Monselice, Terre Nostre Veneto e l'associazione L'Altra Este hanno impugnato al TAR appunto il provvedimento della valutazione di impatto ambientale, con la quale la Regione Veneto aveva dichiarato la compatibilità ambientale appunto su questo progetto di ampliamento di fatto della discarica e per la realizzazione di un impianto ad osmosi inversa per il trattamento dei FAS che erano stati rilevati all'interno del percolato. Avevamo lanciato un pubblico appello a tutti i sindaci della Bassa Padovana affinché si attivassero per contrastare la scelta sciagurata della Regione Veneto, che puntava appunto ad accogliere questa richiesta di ampliamento della discarica. Purtroppo abbiamo dovuto registrare un silenzio e un immobilismo che di fatto rischiava di spianare la strada all'iter autorizzativo. Ecco, per questo motivo, nonostante il periodo di emergenza, abbiamo affrontato comunque questa problematica e i comitati e le associazioni si sono attivate per impedire questa autorizzazione che, ricordiamo, punta a conferire quasi 1 milione di metri cubi di rifiuti, un innalzamento di altri 3 metri della copertura finale della discarica e infine un rinvio appunto della chiusura che era prevista nel 2022 che verrebbe protratta fino al 2029. Il ricorso proposto si fonda su un cospicuo numero di motivi, almeno una trentina. In questi vengono evidenziati appunto corrispondenti vizi di illegittimità nell'atto che è stato impugnato. Allora, sui motivi di impugnazione, i principali sono appunto il fatto che c'è stata una sola valutazione di impatto ambientale, in realtà i progetti, essendo due, andavano praticamente fatte 2 valutazioni di impatto ambientale. E l'altra appunto riguarda il progetto di ampliamento che non può giustificarsi con le finalità di finanziare la chiusura dell'impianto, insomma, no? Dall'altro appunto l'AGEA avrebbe imputato in modo inesatto i costi di realizzazione dell'impianto come se fossero costi relativi alla fase successiva della chiusura della discarica. Possiamo garantire che non sarà l'unica iniziativa, che faremo il possibile per salvare il nostro territorio e per costringere la Regione Veneto ad attivarsi per un percorso verso rifiuti zero ed arrivare alla chiusura degli inceneritori e delle discariche.